Come venire a Venezia e non parlare del fenomeno dell'acqua alta, che sia inverno, che sia estate, colpisce sempre questa città, ma la rende anche unica al mondo. Ma soprattutto, visto che siamo qui, come non parlare del voto del 22 ottobre, il referendum sull'autonomia. Seguite il nostro piccolo ma importante servizio. Lei cosa vota? Io voto sì al referendum del 22 ottobre e consiglio a tutti di votare sì. Perché sì? Allora sì, non tanto per quello che potrà succedere dopo, a mio avviso, ma perché questa è una prova a cui sono chiamati i veneti. La domanda è chiara: vi vanno bene le cose come stanno andando adesso in Veneto e in Italia oppure no? Se state a casa significa che vi vanno bene, se votate no significa che vi vanno bene, se votate sì significa che non vi vanno bene. Mi pare che non ci sia alternativa, bisogna votare sì. I veneti andranno a votare? È meglio per loro che vadano a votare, perché qui è in gioco il loro futuro. Qui noi dobbiamo pensare che, a parte la trattativa che ci sarà dopo, se andremo a votare in massa daremo forza al presidente Zaia per poter chiedere ampi margini di autonomia. Io sono molto dubbioso su questo fatto, non farei promesse che non si possono mantenere. Come ho detto prima, non credo che Roma cederà tanto, perché altrimenti lo avrebbe già fatto in precedenza. Purtroppo il sistema romano è fatto in modo che a tutte le regioni viene dato quello che Roma decide di dare. Dare di più al Veneto significa togliere, che ne so, alla Calabria, che già ha poco, perché mettetevi nei panni di un calabrese. Un calabrese ha un reddito bassissimo, più o meno in media la metà del Veneto. Andargli a spiegare che deve cedere qualcosa per darlo ai veneti è probabile che non capisca. Io, se fossi un calabrese, non capirei, perché già stiamo male, perché dobbiamo privarci di risorse per darle a chi in effetti sta meglio, nel senso che è più ricco. Quindi a Roma la trattativa porterà, credo, a non grossi risultati. Il problema è che se non andiamo a votare le cose peggioreranno come sono peggiorate negli ultimi 20 anni. Anzi, secondo me peggioreranno ancora di più, perché adesso peggiorano pensando che noi siamo contrari al fatto che peggiorano, ma se non andremo a votare daremo a Roma il lascia passare per dire boh, se sono contenti così ci pensiamo noi a ridurre i loro margini di benessere. Quindi, ripeto, se non siamo contenti dei servizi che Roma ci porta, che Roma ci dà, andiamo a votare e votiamo assolutamente sì. È un primo passo, ovviamente. Poi io sono un indipendentista e credo, come sta dimostrando la Catalogna, che il problema si risolve con l'indipendenza. Se non ci saranno risposte nella trattativa con Roma, c'è già una strada aperta verso l'indipendenza. La Catalogna ha sfondato una porta di democrazia e di libertà, il 1° ottobre voterà per l'indipendenza e noi seguiremo assolutamente la scia della Catalogna. Il problema in Veneto si risolve con l'indipendenza, però per arrivare all'indipendenza è necessario questo primo passo. È nelle vostre mani il vostro destino. Noi veneti abbiamo nelle nostre mani il nostro destino. Non è vero che non andare a votare combina lo stesso risultato, non è vero che tanto è lo stesso, faranno comunque quello che vogliono. Il voto è una manifestazione di volontà potentissima, lo diceva anche Borsellino, è più efficace della lupara la matita elettorale. Se noi deleghiamo il nostro voto agli altri, giustamente decidono gli altri, questa è una democrazia. Allora, o si è in una dittatura e si delega il potere a un dittatore che decide e non ci chiama a votare, perfetto, oppure in democrazia sono i cittadini che decidono, anche se a loro non sembra, quindi bisogna votare. E dopo? E dopo, come ho detto, secondo me la faccenda si fa un po' ardua, perché sarà difficile ottenere qualcosa, ma, ripeto, si apre una strada, si dà un segnale a Roma preciso che bisogna che le cose cambino, c'è sempre la strada dell'indipendenza aperta. Io mi astengo, io credo che astenersi sia un dovere a questo sondaggio molto costoso che viene spacciato per referendum. È un sondaggio per sapere cosa pensano i cittadini veneti di trasferire di fare una domanda alla giunta regionale perché inoltri quello che potrebbe già fare, cioè
la richiesta di ulteriori e particolari autonomie che non si sa bene ancora quali siano di preciso in base all'articolo 117 della Costituzione, non si sa bene ancora quali siano, una domanda vaga nel quesito referendario, una consultazione che costa 14 milioni di euro e di questi io sono preoccupato, nel senso che da cittadino come tutti gli altri non appartengo a nessuna forza politica. Mi preme sottolineare che abito a Rovigo e quindi sono un potenziale utente della sanità polesana. In questi giorni sono stati tagliati 32 milioni di euro alla sanità polesana, in compenso ne spendiamo da 14 in su, poi si vedrà, si quantificherà alla fine quanti se ne spendono, per fare questa consultazione per produrre un risultato che già oggi la Regione Veneto potrebbe ottenere, visto che anzi tutti i gruppi consigliari si sono dichiarati favorevoli al sì, favorevoli al referendum, perché, visto che rappresentano la maggioranza dei veneti, non hanno presentato già l'istanza, una trattativa al governo centrale che, a quanto mi risulta, per le parole del sottosegretario Bressa, mi sembrava disponibile a intavolare questa trattativa. Oltretutto, essendo stati cassati 4 dei 5 quesiti referendari, in base all'articolo 116 che si riferisce alle materie del 117 sui principi del 119 del titolo V della Costituzione, viene fatta salva il mantenimento dei trasferimenti economici, quindi non avrà un soldo in più la Regione Veneto. Se era questo il risultato che si vuole ottenere, mi pare che la strada sia sbagliata, onerosa e diciamo poco seria per affrontare la questione dell'autonomia. I veneti andranno a votare? Io ho paura che nella eventuale carenza di informazione, facendo passare il messaggio che questa sia la via principale per cui poi si arriverà dopo un tortuoso percorso che porta a una modifica costituzionale attraverso, come dire, un voto a maggioranza assoluta del Parlamento e poi è un eventuale, con che governo si tratterà, quello di oggi, quello di domani, quello di chissà quando, con che regione avremo qui disponibile. La regione già nel 2006 presentò una richiesta di trattativa allo Stato, si erano avviate le trattative, nel 2008 andò al governo la Lega e la trattativa è sparita, per cui mi pare doveroso non aspettarmi niente da questo referendum. E dopo? E poi il 23 non cambierà, come ho detto, assolutamente niente. Non cambierà assolutamente niente. La Regione Veneto, in base alla propria legislazione, presenterà una richiesta di autonomia che, ripeto, già oggi, ieri, dal 2001, in base all'articolo 116,3 del titolo V della Costituzione, poteva assolutamente presentare e non ha mai inteso presentare seriamente, evidentemente. Mi sa molto, onestamente, di pretesto elettorale in un momento in cui, sì, siamo prossimi alle elezioni politiche, insomma.